che ho preso un grande anche spirito di lavoro, c'è tanto da fare, ma vedere l'interesse che c'è su questi temi, una sala piena con tante persone da coraggio per affrontare tutti i programmi culturali, di studio e di approfondimento che abbiamo intenzione di mettere in campo. Quindi è con grande piacere che la direzione regionale Musei della Sardegna, l'istituto del Ministero a cui afferisce la Basilica di San Saturnino, e lo staff, tutto lo staff della Basilica, che ospitiamo questo evento di presentazione a Cagliari, una delle capitali giudicali di Sardegna, del volume Il tempo dei giudicati, la Sardegna medievale dal X al XV secolo, curato da Sabrina Gigi, Rossana Martorelli, Giovanni Serra, e pubblicato nel 2023. Insomma, adesso, nel 2025 siamo appena in Si tratta del sesto volume della collana in Listo, Cultura, Storia e Archeologia della Sardegna, ben nota a tutti i sardi. Non c'è abitazione in Sardegna che non abbia orgogliosamente esposti in bella mostra i volumi sulla storia e l'archeologia della Sardegna, pubblicazioni di grande spessore culturale, che da anni accendono fari su tutte le vicende storiche della nostra bella isola. Il tempo dei giudicati è stato sicuramente uno dei volumi più attesi. Perché, scusate? Perché finalmente questo tempo così fondante è ancora presente in una salda, molto più di quanto si pensi. È emerso da una storia forse appiattita da troppo tempo sulle sole vicende peninsulari. Un tempo, quello dei giudicati, che ha lasciato moltissime testimonianze materiali ed un'eredità culturale immateriale che i sardi hanno addosso e che forse deve ancora essere valutata appieno nel suo peso. Ringrazio di cuore la dottoressa Giuseppina De Ligia, presidente dell'APS Fimera Romanica, Amici del Romanico, un'associazione del terzo settore che da diversi anni è impegnata nella valorizzazione e trasmissione dei valori culturali legati al romanico in Sardegna. Impegnata e particolarmente attiva, un'associazione particolarmente impegnata, no? Che ha fatto cose veramente di grande valore culturale. Naturalmente noi come Ministero abbiamo subito accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione e di essere ospiti di questo evento e abbiamo anche colto l'occasione per sottoscrivere un accordo di valorizzazione con gli amici del Romanico volto alla realizzazione di attività concordate aventi a tema la conoscenza del romanico e del suo patrimonio architettonico. Naturalmente qui a Cagliari siamo nella Casa del Romanico. San Saturnino presenta tutte le fasi di questa importante epoca storica, quindi abbiamo molto da fare partendo da questo che è un luogo identitario per eccellenza per la città di Cagliari, ma per la Sardegna. Ringrazio i curatori, la professoressa Rossana Martorelli, la dottoressa Sabrina Gigi, carissima e stimatissima collega, e il professor Giovanni Serrelli. A loro vanno anche i miei più sinceri complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Do il benvenuto a Cagliari, a nome mio, della Basilica di San Saturnino e di tutti i presenti, al professor Federico Cantini, ordinario di archeologia cristiana e medievale presso l'Università di Pisa, che ci ha onorato della sua presenza e che oggi presenterà il volume e sicuramente ci illuminerà con la sua, diciamo, preparazione e con il suo spessore culturale. Possano incontri come questi essere sempre all'ordine del giorno per segnare il continuo e incessante cammino verso la conoscenza e la consapevolezza del valore del nostro immenso patrimonio culturale. Grazie a tutti e grazie di essere qui e buon lavoro. Buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti, io sono Giuseppina De Ligia, sono la presidente dell'associazione dell'APS Fimera Romanica Amici del Romanico, parlo a nome di tutta l'associazione che ha oltre 200 soci e ancora siamo all'inizio di gennaio, contiamo di aumentare il numero. Ringrazio anche la dottoressa Tomasetti per l'ospitalità in questa splendida location. Io non c'ero mai stata, immaginiamoci.
Per noi dell'associazione è un grande onore, un doppio. Intanto perché questa presentazione è il frutto di un lavoro che dura da un anno quasi, perché non è facile mettere d'accordo e far lavorare in sinergia diverse realtà. È nato forse durante una delle conferenze che facciamo annualmente a Oristano, l'idea di presentare il libro Il tempo dei giudicati della casa editrice Lisso nelle 4 capitali giudicali. Quindi questo è il primo appuntamento, ma questo ne seguiranno altri 3. E rivedremo a Oristano 12 aprile, ad Ardara il 16 maggio e a Ubbia ancora una data in fase di definizione, però sarà a giugno. Per noi è un onore perché comunque ci ha dato modo di avere delle importanti collaborazioni come la direzione regionale dei musei, quindi di crescere dal punto di vista dei partner delle nostre collaborazioni. E ringrazio personalmente l'associazione che ha la stima nei nostri confronti del nostro lavoro, che ormai è un lavoro pluridecennale. Noi esistiamo ufficialmente dal 2012 e siamo attivi sempre di più dal 2013, quindi oltre 10 anni di attività che ci vedono impegnati a vario titolo, da attività totalmente scientifiche come questa, ad attività diciamo ludiche e creative come le escursioni che facciamo con la bella stagione su tutto il territorio regionale, proprio per far conoscere e divulgare la conoscenza del Medioevo in Sardegna, periodo particolarmente originale, poi il professore ci dirà, particolarmente originale, particolarmente interessante. La seconda soddisfazione è che iniziamo a bandire la Cagliari anche, quindi ci stiamo espandendo. Come nell'epoca dei giudicati, anche a noi piace espanderci un po' negli altri giudicati. La sede dell'associazione è Oristano, quindi siamo arborensi a tutti gli effetti, però stiamo iniziando a uscire fuori dai confini del giudicato. Io ad esempio sono Ozieri del nord e quindi stiamo iniziando a farci conoscere anche attraverso le nostre iniziative in tutto il territorio regionale. Io in realtà il mio intervento lo finirei qua, nel senso che anch'io mi associo a tutti i ringraziamenti ai curatori, ai tanti autori che ci perdoneranno, non ricorderemo per nome perché sono 33, altrimenti è finito l'incontro. Ringrazio anche la Regione che ha patrocinato l'evento e ringrazio anche la casa editrice Lisso che ci ha affidato la presentazione. Questa in realtà è la prima presentazione ufficiale del libro Il tempo dei giudicati. Io mi sono dimenticata qualcosa. E anche il Banco di Sardegna che ha finanziato giustamente, altrimenti non esisterebbe il libro. Do la parola al professore Cantini che arriva dall'Università di Pisa, professore di archeologia cristiana dall'antica e medievale dell'Università di Pisa, che qua però investe di professore ma anche di lettore, perché è un lettore di questo libro e ci dirà le sue impressioni, cosa ha imparato da questo libro e poi io in realtà vorrei iniziare con una domanda. Perché un libro su giudicati è così importante? Allora, io non rispondo subito a questa domanda, ma spero che diciamo, la mia presentazione possa rispondere a questo interrogativo. Anch'io mi volevo unire ai ringraziamenti all'associazione Era Romanica, soprattutto anche ai curatori, me, Sabrina Cisci, funzionario archeologo della Soprintendenza di Cagliari, la collega Enrica Rossana Valtorelli, professoressa ordinaria di archeologia cristiana e medievale, e Giovanni Serveri, professore del Centro
nazionale delle Vicine. Perché loro mi hanno voluto qui a presentare questo bel volume di sostanza, non solo per i contenuti, ma anche per il peso e le dimensioni. Un volume titolato, vedete anche dalla slide, la Sapienza medievale al XV secolo, pubblicato nel 2023 dalla casa di Nuoro. Un volume che in realtà è parte di una collana, cultura, storia e della Sardegna, diretta da Tatiana Cossu, che ho avuto il piacere di conoscere poco fa. Si sente poco, quello che ricordo, quindi potete farlo. Provatelo più vicino. Allora, quando l'amica collega Rossana Martorelli mi ha invitato, eravamo se non sbaglio nel convegno ad Amalfi, a presentare questo volume, mi aveva parlato di un'opera tipo divulgativo sulla Sardegna in età giudicale. Beh, a dire il vero, come insomma, è possibile vedere anche esatto, dal volume il libro è molto di più, e questo insomma mi resi subito conto quando arrivò nel mio studio di Pisa, un'opera di 379 pagine, scriviamolo anche diciamo nella sua materialità, visto che appunto sono un archeologo, con un ricchissimo apparato illustrativo, bellissime sono le fotografie, non solo diciamo attuali, momenti, ma ci sono anche fotografie storiche che ci dimostrano prima degli interventi più recenti, ed è eccezionale anche l'apparato illustrativo fatto dalle ricostruzioni, che se avrete, come spero e mi auguro, la possibilità di sfogliare questo volume, vedrete che ce ne sono moltissime. Ricostruzioni dell'architetto Pettinao, che sono uno strumento imprescindibile anche per comprendere e diciamo, vedere ciò che viene descritto attraverso le parole e le pagine di questo volume. Un volume che quindi come possiamo definire? Direi che si tratta di una sintesi aggiornata fino al 2023, quindi fino a pochissimo tempo fa, sulla Sardegna giudicale, che viene indagata e raccontata attraverso molteplici punti di vista: storico, archeologico, storico-artistico, culturale, socio-economico, linguistico, ma si parla anche di musica, di manoscritti, di fonti, quindi un ricchissimo ventaglio di approcci e di interessi che emergono dalla lettura di questo volume. Potremmo parlare quasi di un caleidoscopio di approcci, e si riflette anche nel numero di contenuti che potrete leggere in questo volume. Sono ben 66 saggi con 33 differenti autori, che qui dimostro in questa slide, sempre per l'impossibilità di ricordare i nomi in questa presentazione, che invece appunto si concentrerà più sui temi che sono trattati nel volume. La ricchezza di approcci e contributi potrebbe forse un po' spaventare, no? Un futuro lettore che potrebbe immaginare un complesso, intricato prodiglio di temi e riflessioni non semplici da seguire e ricomporre, ma in realtà, tranquillizziamo subito i lettori, non è così. Il numero di contributi autori è solo il presupposto imprescindibile, direi, di un'opera collettiva che affronta con serietà, uso sapiente delle fonti e capacità di sintesi la storia della Sardegna in età giudicale. La potremmo paragonare ad un'opera sinfonica dove ci sono moltissimi strumenti musicali e poi ci sono anche degli ottimi direttori d'orchestra, che in questo caso sono appunto i curatori del volume. Lo spartito di quest'opera è invece l'indice, che ci mostra subito come questa grandissima quantità di saggi, di informazioni è in realtà organizzata in una serie di sezioni.
che qui vedete anche nella slide. Storie, territorio ed insediamento, lavoro, produzione, economia, società e potere, la vita quotidiana, la vita religiosa e la fine del mondo. Ognuna di queste sezioni ha anche una parte dedicata agli approfondimenti su singoli casi, singoli siti, singoli monumenti, singoli temi, che consente al lettore di andare ancora più in profondità nell'approfondimento di alcuni temi appunto o contesti particolari. La Sardegna giudicale emerge, man mano che ci si avventura nella lettura di diversi contributi, come una storia complessa, un po' come tutte le storie, sul cui palcoscenico si avvicendano numerosi personaggi di varia estrazione sociale e provenienza, che si muovono lungo le trame della grande storia, quella politico-istituzionale, fino alla microstoria della vita quotidiana, all'interno delle singole case dei villaggi, nei chiostri dei monasteri, nelle cattedrali o nelle semplici parrocchie, nei quartieri delle città, o tra le mura dei castelli, spesso costruiti in luoghi impervi ma strategici. In questo racconto c'è spazio per la vita, con gli amori, il gioco, la danza, la musica, il lavoro, i contesti, il denaro, il cibo, i banchetti, e per le guerre e gli intrighi politici, per la conquista di terre e risorse. La Sardegna, come sapete, è estremamente ricca. Lotte tra le aristocrazie sarde, i giudici, le loro famiglie, ma anche tra queste e le aristocrazie che provenivano dal continente, i pisani, i genovesi e poi gli aragonesi. Ognuno con differenti tipi di armi, le spade, le lance, ma anche il denaro, il commercio, oppure la fede. Pensiamo a tutti gli ordini monastici che arrivano in Sardegna, gli arcivescovi, chiaramente quello di Pisa, che a un certo punto insomma controlla una parte della Sardegna, ma anche i papi. La Sardegna, diciamo, è stata una terra sempre ambita da chi gestiva il potere in questa fase cronologica, ma direi non solo. Potrebbe quindi essere così descritto quasi un romanzo, no? Vincente, pieno di colpi di scena, ma in realtà non lo è, non è un romanzo. In questo volume il racconto si fa storia, cioè la ricostruzione delle azioni umane in tutte le loro possibili declinazioni in un territorio ben preciso, quello sardo, in un arco di tempo definito, X-XV secolo, che si concretizza attraverso uno studio attento e critico delle fonti disponibili. Si tratta di un lavoro complesso perché complessa è la realtà e complessa deve rimanere anche la lettura e gli strumenti che ci vengono dati per poter leggere la realtà contemporanea ma anche le realtà passate. Ma questa complessità è qui tradotta in uno stile di scrittura, in un'argomentazione molto efficace anche per un pubblico di non addetti ai lavori. Ciò non toglie che questo volume sia anche uno strumento per gli addetti ai lavori. Ognuno può tornare indietro, diciamo, dalle interpretazioni alle fonti, come ci dimostrano ben 18 pagine finali di bibliografia, cioè di quei volumi, di quelle fonti che tutti i redattori di saggi hanno utilizzato per poi scrivere la loro parte. Ma iniziamo ad entrare in queste storie. Molte storie, abbiamo detto, che si intrecciano e che partono dall'acquisizione di sovranità e indipendenza da parte degli Arconti di Sardegna nella seconda metà del X secolo, dal tentativo di conquista dell'isola da parte degli arabi all'inizio del XI fallito e dalla disgregazione del medesimo arcontato, da cui si staccarono i territori che poi dettero vita ai giudicati Torres, Arborea, Gallura e successivamente Cari, ricordati come tali dagli anni 70 dell'undicesimo. I giudicati quindi potremmo dire partono da una frattura che si cercherà di ricomporre
con tentativi continui di conquista dell'isola da parte degli attori locali, i giudici, ma anche di attori stranieri, in un gioco di reciproche alleanze che passano da trattati, ma anche da matrimoni. C'è una politica matrimoniale che è utilizzata come strumento politico, matrimoni e trattati che poi diventano dipendenze e soggezioni, a volte difficili da sostenere, che quindi generano conflitti e guerre. Possiamo per esempio partire dal giudicato di Arborea e vedremo come i re, i giudici di Arborea tenderanno già a partire dall'undicesimo la mano ai genovesi per utilizzarli come arma contro il giudicato di Torres, e l'appoggio degli stessi genovesi sarà utile per far sì che Marisone I della Con o de Serra fosse incoronato addirittura nel 1164 re di Sardegna dall'imperatore Federico I Barbarossa. In questa storia dei giudicati c'è un intreccio continuo tra poteri di diversa natura e di diverso livello. I giudici, i maiorales, gli arcivescovi locali e gli arcivescovi, per esempio quello di Sara, i papi, ma anche gli imperatori, come in questo caso. A volte queste incoronazioni, queste, diciamo, prese di potere, in realtà sono prese di potere fittizie, come fu quella di questa incoronazione che rimase sostanzialmente sulla carta. Anzi, i debiti contratti con questi alleati, in particolare con i genovesi, fecero sì che Barisone dovette dimorare forzatamente a Genova e cedere numerosi castelli, mentre la moglie Agalbursa de Vas, nipote del sovrano d'Aragona, apriva la strada all'avvento dei catalani in giudicato. La storia duecentesca è invece segnata dal rapporto con i visconti di Pisa, il comune e la chiesa pisana, strettamente legate ai pontefici. E non è un caso che fu accolto con grandi onori nel 1263 proprio l'arcivescovo di Pisa, il legato apostolico Federico Visconti, al quale fu donato, questa è anche un'immagine che uno si può appunto ricostruire nella sua mente, un cavallo bianco, si dice una sella pregiata, prodotta proprio in Sardegna. Solo con Urone II, quindi dopo 70 anni di alleanza, il giudicato volta di Spagna a Pisa, stringendo tra il 1322 e il 1323 un accordo con il re di Aragona. Poi l'avvicinamento al papato come alternativa agli Aragona e la scomparsa della nipote di Ugone, Eleonora, divenuta principessa nel 1383 in Sardegna. E nella storia dei giudicati ci sono anche tante protagoniste femminili. Sposa di Brancaleone Doria, un altro legame di nuovo con Genova, portò all'ascesa del visconte di Narbona Guglielmo e di Caputo alla fine del giudicato. Anche la storia del giudicato di Cagliari è un alternarsi di lotte, conquiste interne, rapporti di collaborazione e conflitto con i pisani già dall'inizio del XII secolo e anche con i genovesi. Castel di Castro, che è qui vicino a noi, 1215, segna un po', diciamo, la presenza forte di Pisa a Cagliari, un polo nemico alternativo alla capitale Sant'Egia, che poi fu distrutta, rasa al suolo nel 1258, ma lo stesso Castel di Castro troverà nel 1324 un antagonista nel castello di Bonaire o di Bonaria, che si trova, se ora non mi sbaglio sulla fotografia, alle nostre spalle, si trovava, costruito dagli aragonesi che riuscirono a conquistare quello pisano, di possessarsi 2 anni dopo. Pisa ebbe anche uno stretto rapporto, uno stretto legame con il giudicato. Scusate, non ho, ecco qui anche alcune delle belle fotografie che ci mostrano appunto una torre di Cagliari,
e qua un'altrettanta bellissima dimostrazione dei due castelli pisani, il Castel di Castro e il castello aragonese, che si fronteggiavano anche, diciamo, topograficamente. Dicevo, sempre uno stretto legame anche con il giudicato di Torres, che già verso la fine dell'XI secolo gli accordò numerosi privilegi in cambio dell'aiuto militare. Nel 1131 il giudice Costantino giurò fedeltà all'arcivescovo addirittura della città marinara, ma già nel 1166 il nuovo giudice Barisone si rivolge ai genovesi, garantendo anche a loro privilegi commerciali. Poi di nuovo lo scontro tra i giudicati fece sì che si manifestasse un nuovo avvicinamento di quello di Torres ai pisani, ma poi già all'inizio del 200 si ribadì la fede ai genovesi con Mariano II, che rafforza le relazioni con un'importante famiglia genovese, quella di Doria. Siamo all'inizio del 200. E di nuovo intervengono i grandi poteri, come abbiamo visto nel caso del giudicato di Arborea. Si ha infatti la nomina a re di Sardegna di Enzo, figlio naturale di Filippo II e della vedova del giudice Ubaldo. Fu infine poi la storia di un comune, quello di Sassari, insieme alla morte dello stesso Enzo nel 1272 a segnare la fine del giudicato, che poi fu spartito, possiamo dire, tra quello di Arborea e di Malaspina. Poi vedremo come queste vicende politiche si manifestino anche materialmente nelle forme di insediamento e delle strutture di controllo del territorio e delle risorse economiche. Passiamo all'ultimo giudicato, quello di Allura, di nuovo uno stretto legame con i pisani, già dalla fine del XV, rafforzato nel 1138, quando l'arcivescovo di Pisa ottenne dal pontefice la giurisdizione sulle diocesi di questo giudicato. Nella seconda metà del XII il giudicato di Calari tenta di conquistare il territorio fino a che entra in scena un'altra famiglia, quella dei Visconti, in particolare con la figura di Lamberto Visconti, che sposò l'erede Elena, siamo tra il 26 e il 38 del XIII secolo, ma che in viso al Papa fu scomunicato offrendo la scusa ai torritani per invadere il giudicato. Poi abbiamo un periodo, diciamo, di coesistenza delle due corone sulla stessa testa, e poi di nuovo un Visconti, Giovanni Visconti, che prende potere, viene però scomunicato non tanto dal Papa ma dai pisani. Questa scomunica si giustifica perché era stato accusato di una cospirazione contro Pisa. Gli succede il figlio Polino, alla cui morte segue poi alla fine il lento estinguersi del giudicato. Tutte queste vicende possono apparire anche complesse, insomma, intrighi, lotte, alleanze, accordi, matrimoni, insomma, in che modo si manifestano poi nelle forme materiali, il paesaggio, dell'insediamento? Su questo un contributo importante ce lo dà l'archeologia. L'archeologia è, attraverso lo scavo, l'analisi archeometrica, l'uso della scienza, che si sta facendo sempre più strada, questa che insomma, è sempre stata la disciplina degli umanisti, ma che pian piano sta diventando sempre una cosa più complessa, per fortuna, no? Perché più strumenti abbiamo, più riusciamo a costruire il nostro passato in modo più preciso. Qui vedete la ricostruzione di uno dei villaggi, il villaggio di Gendu, nel giudicato di Torres, che ha dato via allo studio di questa tipologia insediativa che caratterizzava il territorio rurale, in questo caso del nord della Sardegna, e che è stato importante anche per comprendere le forme e strutture messe in atto per gestire la terra, che era la ricchezza, diciamo, del momento, dell'epoca.
Una terra organizzata attraverso un sistema che faceva perno sulla Domo, cioè la Curtis, così come diciamo, viene chiamata quando ci si riferisce all'Italia centro-settentrionale o all'Europa, che vive fino alla prima metà del 200, quando, e ritorniamo alla grande storia, quindi pisani e genovesi importano, o perlomeno insomma, affermano per il controllo del territorio sardo il sistema delle signorie territoriali, quindi castelli, strutture fortificate per controllare non solo le risorse, non solo le terre, ma anche le persone. Alcuni esempi, ce ne sono molti, ma questa fase di incastellamento in realtà non è così originale, non è che prima non esistevano centri fortificati, infatti già i giudici a partire almeno dal XII ne avevano costruiti. Spesso anche su iniziativa dei giudici, come il palazzo di Rebaltum, che qui vedete questa bella fotografia. Altre strutture fortificate invece vanno datate più tardi, siamo ormai nella fase duecentesca. Anche diciamo, la diminuzione del potere dei giudici diciamo, contribuisce a far sì che i pisani genovesi possano costruire strutture demandate al controllo appunto del territorio, soprattutto a partire dal 200. I Doria agiscono nell'ex giudicato di Torres, fondando Castel Genovese e impossessandosi anche dei castelli dei giudici. Ancora nel 300 fondano Roccaforte e Chiaramonti, mentre ai Malaspina possiamo riferire il castello di Serravalle a Posa. Ma questo abbiamo visto, no? Nella storia politica c'è una continua trasformazione. Prima i giudici che chiedono l'appoggio anche militare, che si trasforma anche in un legame economico, i genovesi e pisani. Poi una prevalenza genovese e pisana nel corso del XIII. Poi gli aragonesi. Questo si manifesta anche a livello proprio delle strutture insediative. Infatti a partire dal XIV secolo il paesaggio fatto di castelli, di curtes e di villaggi viene segnato da una grande stagione di abbandoni, provocati in parte sicuramente dalla grande peste nera che un po' in tutta Europa insomma, genera un collasso, vero e proprio collasso demografico, ma anche da una stagione di imposizioni pesanti, fiscali da parte degli aragonesi, a cui, ecco, questo mi ero scordato di dirlo, ma invece è importantissimo, nel 1297 il Papa aveva infeudato proprio il regno unico di Sardegna e Corsica. Oltre alla campagna, ecco, qui vedete anche un esempio delle strutture aragonesi, il castello di Salmuri. La presenza aragonese determina lo spopolamento, un abbandono delle campagne anche per una politica di accentramento della popolazione. Quindi si costringono coloro che abitavano nelle ville delle campagne a concentrarsi in questi abitati fortificati, perché questo consente ovviamente il controllo più diretto e più semplice. Oltre alle campagne ovviamente si sviluppano le città, alcune sono di nuova fondazione, a volte sono i signori continentali a crearle come di nuovo uno strumento di controllo della popolazione che lavorava nelle terre dipendenti, come nel caso di Villa Chiesa, su cui si estende il potere dei onorativo della gerarchia, signori di parte del giudicato a partire almeno dalla metà del 200, che avevano un interesse ben preciso, e era l'interesse per il piombo argentifero. D'altro canto, i signori della Gherardesca avevano da una zona, quella delle colline metallifere toscane, dove avevano già l'esperienza dell'estrazione dei minerali, in particolare di nuovo il piombo argentifero, che era stato
atteso come materia prima già utilizzata addirittura a partire dalla fine del X, mentre invece recenti indagini archeometriche hanno dimostrato che in realtà l'argento delle colline metallifere inizia ad essere utilizzato soltanto molto tardi, a partire dal XII-XIII secolo. L'origine dei centri urbani può essere ed è stata anche datata grazie all'archeologia, perlomeno le fasi, diciamo, precedenti allo sviluppo di fine XII-XIII secolo. Addirittura in alcuni casi rimandando le prime tracce di insediamento tra il X e inizio XI secolo. A volte queste città vengono anche sono soggette ad un ripopolamento voluto dagli aragonesi, che fanno venire coloni dalla penisola iberica. La presenza di questi differenti, diciamo, questi differenti poteri si vede anche nell'edilizia. Non è un caso che proprio a Castelgenovese troviamo alla fine del XIII secolo case a schiera di tipo ligure. Quindi questo avvicendarsi di poteri effettivamente è possibile leggerlo anche nei resti archeologici e monumentali che ancora si conservano. Il 200 è un momento di grande fermento urbanistico, pensiamo ad Alghero, il suo legame con i Doria. Anche qui poi l'arrivo degli aragonesi fa sì che vengano cacciati da tanti sardi e liguri sostituiti dai coloni catalani. Quindi è tutto un avvicendarsi di trasformazioni continue, no? A volte ci chiediamo perché, ce lo chiedono anche molti studenti, dobbiamo studiare la storia passata, a cosa ci serve? Studiare la storia di questo periodo innanzitutto ci dimostra che quando andiamo a rivendicare, no, l'identità originaria, questa identità in realtà non esiste, perché siamo tutti il frutto di un continuo rimescolamento di geni, di origini e tradizioni. Non esiste un toscano a Pisa, se voi venite a Pisa, Pisa e i pisani si sentono molto pisani, in realtà insegno a Pisa ma non sono pisano, ma in realtà i pisani non esistono, perché i pisani sono un po' sardi, un po' siciliani, un po' abruzzesi, un po'... Questo ci dovrebbe far riflettere, no? Quando sentiamo anche i nostri politici che rivendicano chissà quale origine o identità. In realtà cosa siamo? Siamo tutti, diciamo, abitanti del mondo e della terra, e questo ci dovrebbe anche aiutare ad essere, diciamo, più partecipi del destino di chi ci sta accanto. Ecco, in questa storia che possiamo leggere anche del periodo giudicale emerge fortissimamente questo fatto, cioè che siamo il risultato di un continuo rimescolamento di, non solo di geni, ma anche di culture, di tradizioni. Passiamo ora a dare un'occhiata invece alla parte che ci introduce nel mondo del lavoro, della produzione e dell'economia. Anche qua possiamo, qui ecco un'altra bellissima immagine di Alghero e anche una bellissima ricostruzione della città. Dicevo, queste ricostruzioni sono uno strumento fondamentale, eccezionale, parlano, non hanno bisogno neppure di grandi spiegazioni. E molto spesso sono uno strumento fondamentale anche per chi le realizza, perché ci pongono tutta una serie di problemi anche su come dovevano essere, quali materiali devono essere utilizzati e così via. Se passiamo, dicevo, alla parte sull'economia, anche qui vediamo come queste stagioni che abbiamo descritto a livello politico, istituzionale e urbanistico hanno un accordo perfetto. Prima abbiamo pensato alla metafora dell'orchestra e della sinfonia, nei diversi momenti di sviluppo dei commerci e dell'economia dell'isola. X-XI secolo, una crescita economica resa possibile anche da una grande quantità di terra e una minore quantità di uomini. C'era
grandi disponibilità di fondi da lavorare. Di questo ci parlano anche le fonti scritte, soprattutto quelle che ci parlano di queste aziende fondiarie fatte di grandissimi appezzamenti in terra, dove era sviluppata soprattutto l'attività agricola e l'allevamento. Ma abbiamo detto, quando abbiamo parlato della politica, che già in questo momento esistevano quindi accordi con Genova, con Pisa, che in un certo senso vanno a sostituire quello che facevano, almeno dal X secolo, gli amalfitani con, diciamo, le aristocrazie sarde. E questo lo vediamo perché da subito troviamo materiali che ci parlano di questa riattivazione dei commerci mediterranei. E questo non è in realtà una peculiarità sarda. In questo vediamo fenomeni che caratterizzano un po' tutta l'area tirrenica e quella del Mar Ligure. E in questo la Sardegna in realtà partecipa dei grandi fenomeni, no, della grande storia, come a volte viene chiamata, cioè a partire dalla fine del X secolo il Mediterraneo comincia a riattivarsi, no? Quelle rotte mercantili, quei commerci in gran parte interrotti con la fine dell'impero romano, perlomeno sfilacciati con la fine dell'impero romano, tornano a farsi sentire in maniera sottile nell'undicesimo, in maniera invece evidente a partire dal XII secolo. Quali sono le tracce di questi commerci, oltre ai trattati che possiamo leggere? Sono i materiali che circolano attraverso il mare. Quindi la Sardegna in realtà è un'isola, ma in realtà è un pezzo del, non solo del continente, è un pezzo del Mediterraneo. Quella sì è un'unità culturale. E quindi troviamo le ceramiche nordafricane, tunisine, spagnole. Qui in questa diapositiva vedete una giara duecentesca spagnola e un acquamanile del XII secolo di fattura araba. Quindi già in questo momento, diciamo, è una cultura che potremmo definire, inizia a definirsi una cultura, è una cultura mediterranea. E molte delle cose che troviamo in Sardegna le troviamo a Pisa, le troviamo a Genova, quindi si forma, inizia a ridefinirsi questa unità mediterranea che aveva avuto appunto il suo antecedente in quella antica. A partire dal 200, se nel XI-XII secolo vediamo soprattutto arrivare cose sarde veicolate attraverso i mercanti in altre terre, a partire dal 200 iniziamo a vedere anche merci che da Pisa, da Genova e da altri luoghi del Mediterraneo arrivano a Pisa. Quindi arrivano le prime ceramiche. Gli archeologi sono un po' fissati con le ceramiche perché sono un po' come la plastica contemporanea, non si risparmia, sono forse più forti della plastica perché anche se le bruci non si sciolgono e rimangono, diciamo, in eterno. In un caso si trovano anche ceramiche del bronzo e anche più antiche. E quindi troviamo maiole carica capsara, graffita arcaica, un'altra produzione ligure. Quindi dall'esterno arrivano prodotti anche in Sardegna. D'altro canto viene ribonificato il porto di Olbia, quindi si riattivano anche questi grandi hub, li chiameremo oggi, no, del mercato e del commercio mediterraneo. Ma poi nel 300 abbiamo detto ci sono gli aragonesi. Questo, come lo vediamo nel ricordo archeologico, iniziano ad arrivare le ceramiche spagnole, valenziane, di Malaga, di Barcellona. Quindi vedete come tutto lascia una traccia molto, molto evidente.
Una cosa invece particolare, e qui vedete altre due belle giare trovate appunto in Sardegna, e qua invece vedete alcune riviste ceramiche spagnole recentissime che ci parlano appunto di questo nuovo potere che si afferma nell'isola. Una invece anomalia, o perlomeno la stranezza, è che tutto questo commercio estremamente ricco in realtà non ha il supporto di uno strumento fondamentale che tuttora utilizziamo, cioè della moneta. Non ci sono zecche che coniano moneta fino al pieno 200. Che la moneta sia uno strumento fondamentale, che ne vediamo alcune, le prime monete sono coniate nel terzo quarto del 200 a Cagliari e poi a Villa di Chiesa negli anni 90 del 200. Dicevo che le monete siano uno strumento eccezionale, non solo per il commercio, ma anche di conquista e di rappresentanza, lo si vede molto bene, perché quando arrivano gli aragonesi dicono qui si usano solo le nostre monete. E quindi mettono al bando tutte le monete coniate fino a quel momento. Abbiamo parlato di economia, di ricchezza, di merci, ma come venivano spese queste ricchezze? E qui entriamo, diciamo, al centro della tematica anche dell'associazione. Anche, questa è cosa vostra appunto, venivano spese anche nella costruzione degli edifici religiosi. Gli edifici religiosi, da quando si è affermato il cristianesimo, rappresentano anche quello uno strumento non solo di manifestazione della propria fede, ma anche di affermazione, di autorappresentazione. Le città, tutte le città, anche nel continente, a partire dal X secolo, quando le famiglie aristocratiche iniziano a riavere un po' di sostanze da rispendere, si riempiono prima di piccole chiese, poi nel XX ci sono i grandi cantieri di ricostruzione delle basiliche, e per la prima volta dopo le cantanti tornano ad avere forme e dimensioni paragonabili, e così. Ecco, lo stesso succede anche in Sardegna. Architetture che tra l'XI e il XII secolo accolgono anche influssi del romanico genovese, pisano, provenzale. È incredibile quando ho visto questa fotografia, quella del San Gavino di Porto Torres, sembrava di vedere il San Pieragrado, sì, sulla destra, sembrava di vedere San Pieragrado, una basilica con due absidi contrapposte, anche se dobbiamo stare attenti, in realtà è una forma che deriva da una trasformazione. E lo stesso per San Pieragrado, in realtà originariamente la chiesa aveva una sola abside, poi ne viene fatta un'altra per inglobare l'area del santuario antico, e quindi la chiesa assume questa forma molto, molto particolare. Spesso questi edifici in realtà sorgono in aree con preesistenze, a volte testimoniate dagli arredi liturgici più antichi, spesso attribuibili al IX secolo, che vengono reimpiegati perché sono stati trovati attraverso gli scavi. Ma il reimpiego, diciamo, qui siamo in un posto dove vediamo, diciamo, molti reimpieghi, colonne, capitelli, no? Anche questo è un fenomeno che caratterizza tutta l'età medievale, soprattutto diciamo l'alto medioevo e i primi secoli centrali del medioevo. In alcuni casi abbiamo anche la rioccupazione di strutture bizantine come il martirion di Sant'Antioco, modificato dai Vittorini alla fine del XII secolo. Ma questa, potrei dire, permeabilità dell'isola rispetto a ciò che la circonda emerge anche da alcuni pezzi emblematici, famosi, potremmo dire, no? Come il Pergamo, che qui vedete nell'immagine, che oggi in realtà è smembrato, che arriva in Sardegna nel 1312, scusate, e che qui vedete in questa, e che prima stava in realtà a Pisa, il Pergamo dello scultore Guglielmo. D'altro canto dalla Sardegna partono anche delle colonne
destinate al battistero di Pisa. Quindi vedete c'è un dialogo continuo tra le sponde di questa striscia di mare, che poi insomma non era così ampia da essere una barriera, era anzi un mezzo, un'autostrada dell'epoca che aiutava e consentiva di muoversi anche più velocemente rispetto alla terraferma. Con il 200 le chiese poi si arricchiscono di nuovi apparati scultorei, si assiste alla diffusione delle fondazioni francescane, anche questo è un fenomeno tenentale. Poi dalla seconda metà del 200 e nel 300 inizia a diffondersi il gotico e anche un certo gusto per la micromia. Vedete un esempio di edificio che utilizza questa micromia appunto anche negli apparati della facciata. Conoscenze, stili, ma anche maestranze. Le maestranze si spostano. Sulla sinistra vedete l'opera di un artigiano piacentino, appunto, un bronzista, ma abbiamo anche magistri che vengono dal nord Italia, da Como, come un certo Anselmo, e altri ancora. Una invece peculiarità della Sardegna, che veramente la distingue un po' dal resto dei continenti, è l'assenza delle cripte. Questa cosa, leggendola, mi ha un po' stupito, perché invece, diciamo, perlomeno in Italia centro-settentrionale, che è quella che conosco un po' meglio, dal X secolo è tutto un proliferare di cripte. Cripte già nell'alto medioevo, quelle anulari, semi-anulari, poi la diffusione di cripte adoratorie, mentre invece, almeno leggo che in Sardegna c'è solo un caso di cripta medievale. Quindi questa è una cosa molto interessante che forse potrebbe essere anche studiata in futuro, diciamo. Poi iniziano a spostarsi anche gli artigiani e i magistri dalla Sardegna verso il continente. E c'è questo maestro Torgodorio che realizza la fontana di Canale a Piombino. Questo dialogo ormai è qualcosa di pienamente affermato. Abbiamo parlato di chiese, dalle chiese passiamo ai monasteri, i monaci, gli ordini monastici sono un altro grande protagonista della storia giudicale sarda, vengono chiamati prima i benedettini da Monte Cassino, 1063, poi abbiamo i lettorini di Marsiglia che abbiamo già citato, i cavaldolesi, vedete alcune delle strutture appunto riferibili a questi ordini. E qui vediamo anche un altro esempio con una bella ricostruzione di questo monastero. Poi nel XII i cistercensi sono i giudici che chiamano questi ordini perché questi ordini monastici sono una forza in termini di capacità di gestione, messa a coltura della terra, una forza perché hanno il predominio, direi il monopolio della scrittura e della cultura e vengono anche utilizzati dai giudici per la redazione delle loro carte fino almeno al XII secolo. Poi abbiamo già citato l'importanza degli ordini mendicanti a partire soprattutto dal XIII secolo e poi nel XIV secolo una cosa interessante, questa catalanizzazione anche dei santi, no? Allora Santa Maria di Milano inizia a diffondersi e quindi le colonizzazioni possono essere fatte in mille modi diversi. In primis anche la lingua, pensiamo anche alla nostra contemporaneità. Ecco, un ultimo passaggio, un'ultima riflessione, un'ultima parte di questa presentazione la vorrei dedicare alla sezione vita quotidiana, molto interessante, soprattutto insomma riguarda da vicino, gli archeologi generalmente hanno a che fare con resti della vita quotidiana
Ampio spazio è dato all'alimentazione. Tra l'altro l'alimentazione, come dicevamo prima, anche perché sono stata accompagnata da una ottima pasticceria di questa città, è cultura, e l'alimentazione riflette anche, diciamo, le tradizioni delle terre, della terra dove si manifesta. Un'alimentazione che è stata ricostruita grazie anche all'archeologia, paleobotanica, con una prevalenza del consumo di prodotti dell'agricoltura, come avviene sostanzialmente un po' dappertutto in questo periodo. L'archeologia, ma anche le fonti scritte, ci parlano della coltivazione diffusa del frumento, dell'orzo, delle fave, ceci, dell'olio e del vino, della carne, con una prevalenza degli ovini, ma non solo, no? Ovini, suini, il consumo della carciagione, spesso anche nelle aree rurali, il pesce lungo le aree costiere. Cereali, facendo un passo indietro, venivano trasformati in farina e cotti. E qua vediamo l'immagine di un fornetto da pane portatile. A volte venivano usati questi, anche questa c'è una lunga tradizione in parte della Liguria, che poi si espande un po' a macchia d'olio anche in Toscana, non solo qua. Forni portatili, ma anche forni in muratura, come quello trovato nel castello di Orgoglioso da parte del XIII secolo. A volte si importavano anche prodotti particolarmente lussuosi, come succede per i banchetti iniziali. Il caso di un banchetto di Re di Arborea del 300, che ricercano pietanze più preziose, più ricercate in catalogo. Ma qui vedete anche un altro tipo di fonte che fino ad ora non abbiamo citato, che è quella iconografica, gli affreschi, le pitture. Vedete una bellissima tavola imbandita che ci mostra, diciamo, un uso della mensa un po' diverso dal nostro. Vedete, ancora c'erano le forchette, ma c'erano coltelli, taglieri, ciotole, il pane fatto con questa forma circolare, ma gli affreschi e anche in realtà l'archeologia ci parlano anche dell'abbigliamento, di come questo si evolve da tuniche abbastanza ampie a tuniche più strette, fino ad arrivare ai corsetti stretti con l'anteagonna trecenteschi, abiti che dovevano essere trattenuti dai bottoni, che invece trovano gli archeologi, non sono soltanto dipinti sugli affreschi oppure rappresentati sulle lastre funerarie delle tombe, e qui ne vedete la Sardegna, il corallo, vedete alcuni che utilizzano questo materiale prezioso, pure l'argento, il bronzo. Quindi vedete come la ricchezza di questo libro si traduce anche nella capacità di ricostruire tanti aspetti della Sardegna giudicale. L'ultimo a cui voglio fare accenno, qui ritorniamo alla fede, a una fede sentita, cioè non la fede utilizzata come strumento di conquista. E allora torniamo ad un re, torniamo al re Cornalio di Torres, che addirittura si riallacciano, diciamo, i legami tra l'isola e il resto, diciamo, del Mediterraneo. Nel 1147 parte dalla Sardegna per andare in Santa. Si ferma a Monte Cassino, un grandissimo importante monastero, e poi torna, consente il radicamento dei cistercensi e poi finisce la sua vita proprio in una grande abbazia cistercense, quella di Clermont in Francia. Dopo di lui anche un altro sovrano, Pietro II di Arborea, partirà nel 1344 sempre per la Terra Santa, ma i piedi di pellegrinaggio non sono solo verso le sponde orientali del Mediterraneo, sono anche
verso la città, che è la Roma, e di questo di nuovo abbiamo la testimonianza delle cosiddette quadrangoli più, cioè delle laminette, di solito quella dietro il Paolo, e dicono questi testi che testimoniavano, no, il fatto che si era recati a Roma a portare omaggio sulle tombe appunto dei santi. Ma il pellegrinaggio non erano soltanto fuori dalla regione, ma prevedevano anche la visita ai grandi santuari sardi. Qui vedete una bella carta con i percorsi, i luoghi di pellegrinaggio ai santuari sardi, e di nuovo possiamo tracciare questi percorsi grazie ai cosiddetti ordini di pellegrini che lasciavano un po' come oggi, diciamo, non tanto per motivi religiosi, ma insomma c'è la necessità di lasciare l'impronta di sé, no? E graffiti, le scritte, anche andando a visitare momenti recenti, si legge Luca e Sara sono stati lì nel 1970, c'è questo bisogno di lasciare testimonianza di sé e va dai monumenti fino alla scritta o al graffito, Pompei, insomma, e anche i pellegrini sardi lasciavano impronta di sé nelle cosiddette orme del pellegrino, insomma i graffiti a forma di calzari medievali lasciati sulle chiese che scandivano questo percorso. Quindi, e vado alla conclusione perché vi ho ottenuto anche forse per troppo tempo, spero di non essere stato troppo noioso. Tutto questo per ribadire come questo volume è veramente un monumento, no? Si fa i grandi monumenti, vengono chiamati monumenti. Questo devo dire è un pezzo dei monumenta, che forse sono l'intera collana di questi volumi, che rende testimonianza di una storia ricca, complessa, mai banale, storie, e la nostra storia non è mai banale. Chi ci racconta che noi siamo X in maniera semplicistica e assoluta, con grande sicurezza, molto spesso mente. Noi siamo il risultato di vicende, storie, influenze complessissime. E questo libro lo testimonia in maniera esemplare. Un libro che ha anche l'insieme di temi diversi e complementari, quindi chiunque di voi avrà la possibilità di trovare un pezzetto dei propri interessi, o meglio, di trovare la risposta ad alcune delle domande che magari si è posto sulla storia della Sardegna e sulla propria storia. Grazie. Ex studente, studentessa di beni culturali che si è laureata con una tesi sul romanico in Sardegna. Devo dire che sarebbe stato molto utile un libro come questo in preparazione di tesi di laurea, perché è vero, ha il grande merito di aver riportato un periodo come quello giudicale che ha tante sfaccettature e di aver dato un'immagine completa di questo periodo. Forse fino a questo momento studi approfonditi, studi di alto livello, però su una singola tematica. E quello che veniva fuori era un periodo quasi immobile, quasi imperfetto. In realtà ogni tanto vabbè, sì, veniva trucidato qualcuno, però si aveva un'immagine quasi idilliaca del periodo giudicale. In realtà è un periodo molto vivace e mostra anche come la Sardegna sia ben inserita nelle dinamiche politiche, matrimoniali, economiche di tutto il Mediterraneo. Io non so se ci sono domande da parte del pubblico. Un'altra cosa che volevo sottolineare, qui porto acqua al mio mulino dell'associazione, è che noi in questi anni mi ha fatto piacere ascoltare tutte le diverse tematiche, perché ogni anno, grazie al contributo della professoressa Martorelli, ci siamo concentrati su una di queste tematiche in un ciclo di conferenze che teniamo a Oristano, e quindi abbiamo parlato della cucina, abbiamo parlato della moda, abbiamo parlato delle donne che sono protagoniste del nostro Medioevo, abbiamo pubblicato un libro in merito, e adesso quest'anno invece abbiamo un ciclo di conferenze dedicato
ai personaggi maschili, quindi Torchitorio, Barisone il primo, Mariano II la prossima settimana per chi volesse venire a Oristano, insomma non vedi tanto grito popolazione al nord. Non lo so, non ci sono domande? Saletta Martorelli, a nome dei curatori. Allora, intanto voglio ringraziare Federico Cantini. Devo dire che l'ha letto il libro, possiamo confermare che non l'ha letto, perché è entrato veramente nei particolari, nel dettaglio. No, ci fa molto piacere. Volevo così dire al pubblico, ai presenti, che la scelta di Federico Cantini non è stata casuale, proprio perché viene da Pisa. E quindi l'idea era di far leggere questo volume a quello che è stato un nemico in realtà per molto tempo della Sardegna e quindi vedere le cose da un'altra prospettiva. Quindi carissimo amico, ma insomma l'idea era proprio questa, cioè che fosse esaminato da una persona che aveva una visione diversa, che poi occupandoci delle stesse cose. No, io da parte mia voglio ringraziare tutti i presenti, ma soprattutto tutti gli autori di questo e anche del precedente, e sottolineare che molti di questi autori sono giovanissimi. Questo è stato un punto d'onore dei nostri volumi. Con Giovanni e Sabrina abbiamo lavorato benissimo, è stato un lavoro interessantissimo, è stato un lavoro complesso, e questo l'ho già detto in altra sede, lo ripeto anche oggi, che per dare un'idea di quanto insomma l'architettura di questo libro sia stata, diciamo, non facilissima, abbiamo fatto 18 versioni di indice prima di arrivare all'indice definitivo, perché nessuno dei precedenti ci dava soddisfazione per mostrare un quadro che fosse organico appunto ai lettori. Poi, come tutti i libri, come tutti i lavori, resta il fianco diverse interpretazioni, qualcosa viene accettata, qualcosa viene criticata, ma il nostro intento non è che fosse assolutamente accettato da tutti. Il nostro intento era quello di raccogliere poi questo che la casa editrice ci ha chiesto, che la coordinatrice della collana Tatiana Cosso ci ha detto, dandoci le direttive principali di questo volume, e soprattutto raccogliere quella che è la storia di questo periodo. Da questo poi si parte per tutte le teorie, la ricerca, la scienza va avanti anche con delle risposte in senso contrario. Quando ci sono anche delle critiche, questo vuol dire che il lavoro è riuscito, perché se non ha suscitato interesse, dubbi, curiosità, approfondimenti diversi. Quando ognuno naturalmente ragiona con la sua testa, quindi ci sono diverse prospettive di lettura degli stessi eventi e degli stessi eventi. Quindi da parte mia ringrazio tutti, non so se gli altri coordinatori curatori vogliono intervenire, comunque penso di esprimere anche il loro pensiero nel ringraziare autori e presenti oggi di tutto il dimostrato interesse per questo nostro libro. Allora, se non ci sono altri interventi, direi che possiamo chiudere magari il saluto finale. L'unica cosa, ricordo che è possibile acquistare il libro ed è anche possibile tesserarsi all'associazione, qualora siete interessati. Grazie. Bene. Dico qualche ringraziamento a tutti, anche per il racconto così appassionato. Torniamo tutti a casa con la voglia di leggere o di rileggere, di vedere con occhi diversi il libro, perché veramente è stato un racconto molto molto appassionante. Grazie a tutti, l'attenzione risponde insomma alla domanda se si sono ampliati, non credo proprio. Grazie ancora, grazie.